Tutti, buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corse di giovedì 23 marzo. Apre una gentleman riservata ai 4 anni, Daphne MG, Don Amore Como, Dursamore SM, Doa e K, Don Perignon, Dacia del Ronco. Macchina che stacca, c'è l'errore di Doa e K. Numero 4, Doa e K. Ha sbagliato anche Don Perignon, e quindi due dei più attesi, anzi i due più attesi forse, si tolgono di scena. Ne ha approfittato subito Don Amore Como per prendere vantaggio e guidare su Daphne MG con Dacia del Ronco che più indietro insieme a Dursamore. Così prende una trentina di metri di margine, intanto allievo di Matteo Zaccherini che completa in 28 secchi i primi 400 metri di gara. E ora sulla seconda piegata mantiene inalterato il margine di vantaggio sui superstiti, 600 iniziali addirittura in 43 scarsi. Ultimo chilometro di gara che è iniziato con Don Amore Como nettamente in vantaggio, in seconda posizione Daphne MG nei confronti di Dacia del Ronco, più indietro c'è Dursamore SM. Intanto gli 800 con un altro quarto in 29,5, rimane per il momento sempre una trentina di metri il vantaggio del battistrada Don Amore Como rispetto ai rivali, con Daphne MG che viene ora raggiunta da Dacia del Ronco che passa in seconda posizione. Numero 5, Don Perignon, dei 400 squalificato. Finali, con Dacia del Ronco che si lancia all'inseguimento di Don Amore Como. Dacia del Ronco lo avvicina pericolosamente, ha speso tantissimo Don Amore Como e Dacia del Ronco ora gli è a tiro all'ingresso in retta d'arrivo, lo affianca per attaccarlo nelle battute conclusive e passare già ai 100 conclusivi. La vittoria per Dacia del Ronco e Thomas Manfredini che piegano Don Amore Como, che si è scatenato sul percorso. Terzo posto per Daphne AMG, ragoglio finale di 1.13,7 ma chiusura in 39, che ovviamente risente della grossa spesa sul percorso da parte di Don Amore Como, che ha guidato a grandissima andatura, una volta in testa si è scatenato e così ha avuto buon gioco Dacia del Ronco dalla terza posizione, scattando ai 500 finali per averne ragione già ai 100 conclusivi. Vedete passare nettamente sul traguardo, vittoria ovviamente agevolata anche dagli errori di Doa e K e Don Perignon. Bel successo comunque per Dacia del Ronco, Thomas Manfredini, la scuderia allevamento Goccia d'Oro per la scuderia Fior di Loto.